Non è facilissimo. Pomeriggio ho fatto 3 ore in casa. Sono andato a Marea, ho segato Marea, non a casa. Ricominciamo. Innanzitutto grazie per essere qui. Questo è il sesto incontro della nostra rassegna culturale partecipativa, spazi di incontro, spazi di dialogo e luoghi di partecipazione del Comitato di Quartiere Badenico 2024. Oggi siamo insieme a Michele Cassol, dottor forestale, che ci parlerà della flora e della fauna del Piave e le fontane di Nogaret. Infatti le fontane di Nogaret sono state recentemente oggetto di riqualificazione, comunque di risistemazione da parte dei servizi forestali della Regione Veneto, e quindi credo che comunque sia un luogo che piaccia e che muove il cuore da parte di tutti noi. Io non mi dilungo ulteriormente, lascerei la parola a Michele Cassol per l'esposizione. Grazie. Bene, allora, tanto vi saluto tutti, un po' cerco di salutarvi personalmente, ma qui magari no. Vi ringrazio per la partecipazione, sinceramente non mi aspettavo così tanta gente, neanche non mi aspettavo un pubblico così qualificato, ecco, per cui per la verità ho tarato un po' la mia presentazione su un livello medio, ecco, quindi quelli che insomma ne sanno di più lo prenderanno un po' come una ripetizione di cose già note. Io parlerò un po' meno di un'ora, ecco, insomma, cercherò diciamo, di andare un po' veloce, poi magari c'è spazio per domande, sicuramente ci saranno, oppure se volete fare domande mentre parlo, va bene lo stesso. Allora io, la prima volta che sono stato alle Fontane di Nogaret è stata nel 1968, ero un bambino, e sono stato lì in occasione di un evento di scout, e mi ricordo che sono di Mussori, e quindi diciamo il mio rapporto con la natura era legato alle pertinenze di quelli che erano gli ambienti in quella zona, quindi boschi, ruscelli, e quando sono arrivato sul fiume, diciamo per me è stata una grande sorpresa, ecco. E una grande sorpresa perché il fiume è un ambiente diverso, un ambiente grande, sembrava quasi così un'avventura quasi tropicale, ecco. Poi ho frequentato sostanzialmente questo luogo e negli anni successivi, diciamo soprattutto il periodo universitario, dove ho sviluppato di più un po' i miei interessi e le mie competenze, soprattutto in campo faunistico, ho iniziato a frequentare un po' più quest'area. La cosa che vi volevo dire è che mi interessava in questa chiacchierata non solo raccontarvi quali sono le emergenze di questo luogo, ma anche farvi capire un po' quali sono le regole che governano questo tipo di ambienti, e quindi faremo dei riferimenti a delle questioni ecologiche, diciamo piuttosto che semplici, però senza le quali diciamo non si può capire nella realtà qual è il valore di questo biotopo. Ecco qua intanto la prima immagine fatta da Serra, che voi vedete un po' una prima cosa che voglio dire. Le fontane di Nogaret sono in questo luogo qua, sono un ambiente che è inserito in un contesto ambientale più importante, che è il fiume, no? Che lo vediamo qui nel suo sviluppo da grosso modo San Pietro in Campo fino a Trevisone, con tutte le sue dinamiche, le sue caratteristiche, i suoi valori. Quindi la prima cosa che vi voglio dire è che, e poi la riprenderemo, è che questo ambiente è fortemente connesso al contesto, non è una palude isolata in un contesto di montagna, diciamo, è legata a molti altri elementi. Però il fiume, così come lo vediamo oggi, questo è un altro concetto che mi interessa, diciamo, un po' sviluppare, è mutevole nel tempo. E allora volevo farvi vedere questa immagine di un pittore bellunese che si chiama Luigi Cima, spero che molti di voi siano stati alla bellissima mostra che c'è stata a me, e qui vedete sullo sfondo, diciamo, vedete il Piave, e la prima cosa che balza agli occhi, guarda, molto bello, però io l'ho portato solo per questo aspetto, diciamo.
quello che voi vedete è che vedete il greco che è completamente coperto da ghiaie. Poi vedremo come cambia nel tempo, perché cambia nel tempo l'assetto della vegetazione sui fiumi, anche alle fontane di Novarea. Quindi il contesto è quello, e siamo insomma sul 1800. Qui addirittura un guado sul Piave a Mel, probabilmente a nave, e anche qua, di là diciamo della scena e della maestria pittorica in cima, voi vedete queste grandi lenti ghiaiose. Per ultimo, poi lascio stare diciamo aspetti così artistici, non sono il mio settore, però questo quadro del bellunese Alessandro Seth anche è molto espressivo rispetto a come poteva presentarsi il fiume sempre in quel periodo. Ma qua verosimilmente siamo nella zona di Lavioi. Se voi guardate, vuol dire che no, l'immagine è quella, insomma. Quindi un fiume che non è arzinato, un fiume che divaga, un fiume che lascia sui lati dove si ritira delle pozze, delle zone umide, una vegetazione tutto sommato più di tipo erbaceo, qualche arbusto, pochi alberi, perché la furia delle piene ricorrenti chiaramente spazza via tutto. Allora ricordiamoci di queste immagini perché ci servono un po' per il discorso che vado a fare. Le fontane di Novarea sono grosso modo in quest'area qua. Ho messo questo puntino perché questa è la confluenza del Rio Cusighe. Adesso vedrete che ci serve come magari quelli lontani non so se riusciranno a seguire bene questo ragionamento che vado a fare, però voi guardate il pallino blu. Quindi le fontane di Novarea, quello rosso è l'argine fluviale, per capirsi. Allora se noi così andiamo a prendere quelle che sono delle vecchie cartografie, mi sono preso la briga, la mia passione, quella di guardare le carte vecchie e di averle, e cerco un po' di spiegarvi. Questa è la carta topografica del Legno Lombardo-Veneto. Voi vedete, questa è la confluenza del Rio Cusighe, e vedete l'andamento del Piave, che qui va a ridosso della scarpata. Mentre in questa zona qua, più a monte, fra San Pietro e Capo, si coglie la presenza di rivoli secondari del fiume. Qua siamo all'inizio del 1800. Questa tavola, che è quella del Guarnieri Schaeffer, del 1866, la situazione è la medesima. Vedete qui due rami del fiume, però una che va proprio, che capisce proprio la scarpata, no? È una cosa che io oggi facciamo fatica a immaginare, chi conosce quel posto sa che forse più non ho visto il Piave, diciamo, sotto Novarea, no? Anche se con le religioni qualche anno fa nella parte più sotto, sempre scritto da strada. Andiamo avanti, ancora qui, nel 1888, questo è il rilievo, è sempre lì a cavallo del secolo, vedete ancora un fiume che ha un andamento a meandri molto a rami intrecciati, si chiama qui la zona, vedete questi rivoli. Andiamo avanti ancora, qui cambia ancora il fiume, siamo nel 1890, e vedete che il Piave, qui invece di scendere come prima, qua va proprio a monte del Rio Cusighe, va proprio contro la scarpata. Quindi una dinamica degli anni molto, molto, che si legge un po' da queste carte che erano fatte da militari del genio, molto preparati, erano molto bravi. Questa è una bellissima carta con il IGM rilievo del 1926, che vedete ancora qui il Piave, sempre rami intrecciati, questa è sempre la confluenza di Cusighe, e qui vedete questo sistema di probabilmente rami secondari del fiume questi. E vedete che qua già però va insediandosi della vegetazione, molto bella, arrivo dunque. E andiamo a questa del 1962, qui accade una cosa che per le fontane di Novarea è determinante, che quelli delle ultime file non lo vedranno, quelli delle prime sì. Vedete qui una linea dritta, ok? Non so se la vedete, sì. Quello è un pennello, è un argine che viene costruito ortogonale all'andamento del fiume. Questo determinerà molte cose delle fontane di Novarea. Ha fatto il magistrato alle acque di allora per difendere, voi avete visto nelle foto precedenti come il Piave periodicamente veniva a battere, diciamo,
sulla sponda, diciamo, un po' sotto l'abitato di Nogaré, e quindi hanno costruito questo pennello, si chiama, è una forma di sistemazione idraulica diversa dalle arzinature che fanno oggi, perché è ortogonale del fiume. E qui lo vediamo con due miei colleghi, uno dei quali è in sala, per cui abbiamo fatto tante cose, le fontane di Nogaré, che percorrono questo argine che divide un po' un'area dall'altra. Promemoria numero 1, io vi darò, ho messo proprio dei promemoria molto semplici, che però mi interessava, diciamo, puntualizzare in maniera che poi magari, al di là così di sensazioni che possiate avere, resti anche qualcosa magari per voi. L'ecosistema fluviale mutevole negli anni e nelle stagioni. Questa era la prima cosa che mi piacerebbe, diciamo, che noi avessimo in testa, perché sennò non possiamo capire il valore delle fontane di Nogaré o il valore di qualsiasi altro ambiente fluviale in questi contesti montani. Se andiamo in pianura è diverso, dove i fiumi poi sono incanalati è diverso, però nella parte montana questa è una regola. Se il fiume cambia, si sposta, si modifica, è condizionato dall'azione dell'uomo, ma lui proprio per sua vocazione, diciamo, non sta fermo. E questo determina dei cambiamenti su tutta la situazione ambientale. Ancora, un'immagine sempre dal Serra, della zona delle fontane di Nogaré. Queste sono le fontane di Nogaré e questo è quel pennello che vi ho fatto vedere. Si capisce benissimo come quel pennello inibisce l'erosione del fiume nella parte più settentrionale di quelle che noi chiamiamo le fontane di Nogaré. Mentre in questa parte qua giù che non ha più gli effetti, diciamo, di barriera di questo pennello, il fiume può anche erodere. Okay? Un altro aspetto che per me è importantissimo sottolineare è che il Piave in Val Belluna, ma anche in Prato, è un'area vastissima. Io l'ho misurato, sono 900 metri di superficie. È un'area vastissima, priva di antropizzazione, nel cuore della Val Belluna, cioè nell'area più urbanizzata della Val Belluna c'è un ambiente che è l'ecosistema fluviale, che è intonso, non ha una casa, non ha una strada asfaltata, non ha un insediamento produttivo, non ha niente, c'è solo natura. C'è qualche arzinatura, c'è qualche strada magari di cavatori, però per il resto è tutta natura. Allora questa cosa qua ci pensiamo sempre troppo poco, perché è uno dei valori più grandi che ha questo ecosistema, che proprio nel cuore, diciamo, dell'ambito più urbanizzato della provincia c'è un sistema ambientale così, diciamo, intonso, che è in balia delle acque di fatto, no? In montagna siamo abituati, pensate ai Monti del Sole, ai monti di Sinistra Piave, quindi dei posti ognuno pensa ai suoi, è più facile immaginare vasti ambiti, diciamo, lasciati un po' all'evoluzione naturale. Su un ambiente di pianura e molto urbanizzato, questo è una cosa, è un valore molto importante. Allora, promemoria numero 2, poi non saranno così ricorrenti, sono 8. Il Piave Val Belluna è un'area naturalistica molto ampia, priva di elementi artificiali, in un contesto molto urbanizzato. Questa è un'altra cosa che mi piacerebbe, diciamo, che quando andate sul Piave ci pensaste a questo, ma anche ne fruiste emotivamente, perché noi siamo molti che frequentano il Piave, a noi piace tantissimo, io adesso abito a Sedico, vado sulla confluenza del Cordevole, sono lì a 10 minuti da casa, sono in un posto dove non vedo una casa, non sento un rumore, sei assolutamente in mezzo alla natura, è una sensazione stupenda. Altra cosa, qui vedete, ho messo la città di Belluno, il pallino blu è la confluenza del Rio, che l'ho messa perché secondo me è importante. E qui vedete tutta la rete idrografica, no? Allora, l'altro concetto che volevo fosse chiaro, perché vedrete che torna utile, dopo non sono così frequenti. La salute del fiume è legata a quella del bacino idrografico posto a monte. Qui non siamo su un ambiente isolato. Quello che c'è alle fontane di Nogaré è una cartina torresole anche di quello che succede a monte. Siccome il Piave è grandissimo a monte di quest'area, voi capite che le interconnessioni sono notevolissime. Poi lo vedremo
più specificatamente per un problema che c'è stato in questi anni. Però questa è un'altra cosa molto importante, per cui qualsiasi azione di tutela seria che noi volessimo fare su un ambiente fluviale deve tener conto di quello che succede a monte, perché se no vanno il tentativo, lo sforzo di fare qualsiasi cosa. Bene, chi ne ha parlato delle fontane di Novarè? Allora, prima ne parlavamo con Gerson Bavilla, nel dizionario storico artistico letterario di Florio Miari si ricorda il sasso di Fra Canoro, eremita della famiglia bellunese Canoro. Questo sasso di Fra Canoro c'è ancora alle fontane di Novarè, nella parte più meridionale, e sembra che qui sopra ci fosse questo antro, il disegnere poi forse c'è stato, io non l'ho visto, però dove viveva questo eremita. Quindi già, ecco, qui siamo nel 1843, questa è una prima citazione di un luogo. Però ecco, se voglio, io qui non ho riportato, prima, diciamo nel 1700, diversi botanici hanno erborizzato sul Piave, in particolare uno che si chiamava Minio, che si chiamava Certiziano, erborizzava proprio nei dintorni di Belluno, quindi ha raccolto molte piante, diciamo, anche le fontane di Novarè, e già da questo noi possiamo vedere che tutta una serie di piante presenti in quella zona e anche l'alveoli non ci sono più. Questo fa parte delle dinamiche, poi ne possiamo parlare. E poi anche molti altri botanici, per arrivare più recentemente a Lasen, Argenti, eccetera. Poi un'altra citazione del fontane di Novarè c'è in questo bellissimo libro che avevamo portato di Piero Rossi. Se non lo avete, prendetelo, perché secondo me è un libro meraviglioso che si chiama La Progressità su Belluno. Piero Rossi aveva una serie di amicizie, forse sicuramente qualcuno l'ha conosciuto. Aveva una persona di grande cultura, aveva una serie di amicizie, tra cui anche diversi naturalisti, allora pro natura, diciamo, e quindi lui sapeva che su 2 pagine di risparmio, diciamo, porta delle immagini proprio delle fontane di Novarè, raccontandole come luogo per ragazzi o luogo di innamorati, ecco, dove al margine della città di Belluno, però ne coglie, diciamo, i valori naturalistici, e dice anche che lì effettivamente i primi ornitologi della zona, mi piace citare Maurizio De Migli, andava qua e andavano e cominciavano a fare le prime osservazioni anche di carattere faunistico. Poi successivamente nel 1988 con Carlo Argenti e Adriano Fabri abbiamo prodotto questo libretto qua che è sulla fauna, la flora e le fontane di Novarè, che fa una fotografia di quell'ambiente in quegli anni là. E io, a dire la verità, non sono riletto in questi giorni, perché ovviamente in libreria passata, e effettivamente, diciamo, è certamente interessante per capire tutta una serie di cose relative alle fontane di Novarè sia dal punto di vista botanico che faunistico. Un momento determinante per le fontane di Novarè è stato questo: le zone umide del Veneto. La regione stava facendo il PTRC, che è lo strumento di pianificazione urbanistico più importante, e Giampaolo Rallo, che è un mio amico, aveva avuto l'incarico di definire quelle che erano le zone umide del Veneto. Io ero in contatto con lui perché lui lavorava al Museo di Venezia, io ero appassionato avevo tempo per dedicarmi alla letteratura storica, di carattere faunistico, quindi ero spesso a Venezia per cercare questi antichi e cose di questo tipo. Allora con lui io ho lavorato per le zone umide del Bellunese, e in quel momento lì, che era parallelo a quando noi facevamo il libretto sulle fontane di Novarè, esce questa cosa con questa delimitazione, cioè da questo momento le fontane di Novarè, invece che col termine fontane di Novarè, invece che così fa riferimento alla sola zona sotto il Novarè, viene esteso a un ambito più vasto che va da Punta dell'Anta alle strettoie di San Pietro in Campo, da una parte all'altra, in relazione agli argomenti che vi ho detto prima, se vi ricordate, l'unitarietà del fiume, la sua connessione, eccetera, eccetera. Questo un po' per dirvi un po' la storia. Allora si accede, lo sapete anche voi, gli accessi sono diversi, c'è quello del Novarè,
che è quello storico, diciamo, si può accedere dalla Venezia, prima diciamo dell'Istituto dell'Alessio, si può accedere da San Pietro in Campo e si può accedere da Punta dell'Anta e da Quartier Cadore. Sono vari punti in cui si può accedere, diciamo, alle fontane di Novarese. Parlo solo dalla sponda destra, la sponda sinistra ne accennerò velocemente. Allora gli habitat. Allora, sostanzialmente dal punto di vista degli habitat, la situazione è quella che vedete rappresentata in maniera anche sintetica in queste immagini. Sono alluvioni sabbiose-ghiaiose, che sono, diciamo, l'alveo attivo, boschi ripariali, prati, aree coltivate, le scarpate, che vedremo a una certa importanza, e corsi d'acqua e ambienti umidi. Adesso scorriamo un po' di immagini sulle zone umide. Qui vedete, insomma, io uso il presente, potrei usare il passato prossimo, il passato remoto, dopo ne parleremo. Insomma, parliamo delle foto che vedete. Ecco, è un sistema molto complesso, molto interessante, di ambienti fontane, perché fontana è un termine proprio, per noi la fontana è la fontana. In realtà fontana evoca il termine fontanile, no? Che è più proprio appunto delle sorgenti. In tanti posti in Veneto e Friuli dove sono le sorgenti chiamate fontane bianche, fontane di Lacenigo, fontane, sono fontane di Vigolino, no? Non vuol dire fontane, vuol dire sorgente. Ecco, qua vedete sostanzialmente qualche immagine che, diciamo, racconta più di quello che posso dire io, e dove, diciamo, la presenza di acqua su diversi livelli, con portate variabili nel corso dell'anno, dà luogo ovviamente a forme vegetali diverse, quindi ai cannetti, ai caniceti, alle bordure igrofile, a boschi allagati, situazioni molto differenziate. Vedete, queste piante qua cespugliose sono dei salici, poi ne parleremo. Ancora che qui vedete, in uno spazio abbastanza ristretto, vedete il bosco della Scarpata, il bosco a salici con l'acqua, le rive con cannucce e carici, e poi le megaforbie igrofile, cioè quelle grandi erbe che stanno dove c'è acqua sotto. Ecco, ovviamente la situazione è molto diversificata, per cui c'è l'acqua corrente, ci sono zone anfibie, ci sono zone dove l'acqua rimane poco, rimane tanto, spesso in balia anche degli eventi atmosferici, delle estati, eccetera. Qua vedete diversi di questi ambienti, anche acqua corrente in certi tratti, situazioni di questo tipo, che comunque conoscete. Dove c'era un po' di più portata, si sviluppa invece tutta quella vegetazione acquatica molto importante, molto verde, molto lussureggiante, che voi apprezzate soprattutto all'inizio della primavera, quando, diciamo, le foglie degli arbusti e degli alberi proprio sono uscite e quindi arriva molta luce sull'acqua. Queste piante possono fotosintetizzare, svilupparsi e si generano degli ambienti con ranuncoli d'acqua, crescione, eccetera, molto molto interessanti. Ecco, ancora qui vedete sempre situazioni di questo tipo, o laghetti, o zone, vedete, con le carici, qui vedete cestiti carici, si capisce, no? Quella pianta lì è una pianta che non è una pianta acquatica, quindi si sviluppa e alza questi sespi in relazione a quando ha l'acqua, insomma, no? Quindi cerca sempre di stare sopra l'acqua, poi l'acqua sparisce e rimane il cumulo. Nella parte sinistra, dall'altra parte, c'è un altro sistema di risorgere chiamato fontane Fagherazzi, che è molto ricco d'acqua, ecco, qui non ne parleremo, però questo per dire che le fontane di Novarè, intese in questo termine inclusivo, comprendono Silare sotto Novarè, ma comprendono anche altre situazioni che hanno una grande rilevanza dal punto di vista naturalistico. Ora questa è la coda del pennello, e poi si arriva fuori in campo. Nella zona delle fontane di Novarè la caratteristica è che ha anche prati che una volta erano curati molto bene, oggi molto meno bene, e però, essendo falciati, generano una diversificazione interessante al loro interno. E anche qui, diciamo, sono una serie di specie che vi risparmio, però ecco, il fatto che ci siano sono molto importanti. Interessante è anche quello che accade a monte di quel pennello, dove c'è il Quagliolo, se vi ricordate, se sapete, no? Dove c'è quella grande spianata lì, ecco. Io ero lì il giorno in cui, diciamo, verso gli anni 80,
E lì praticamente era un ambiente meraviglioso, con boschetti, prati, eccetera, e c'erano le ruspe che lavoravano, che spianavano tutto, e quindi è stato spianato tutto. Era un ambiente analogo a quello della Fontana di Novare. Era già in vigore il decreto Galasso, quindi c'era già un vincolo paesaggistico, perché voleva fare quell'opera. E capo addestramento cani. E vabbè, insomma, comunque adesso lì, diciamo, almeno nella zona dove non vengono servizi seminato al mare, si è sviluppato un prato che ha un certo interesse perché è un prato umano. Il bosco ripariale è anche caratteristico. Sul fiume le condizioni di vita non sono quelle delle nostre colline, delle nostre montagne, sono condizioni molto diverse. Perché, diciamo, per farla facile, diciamo, o c'è troppa acqua o ce n'è troppo poca, mediamente. Allora le piante, vivono piante, sono capaci di stare dove c'è troppa acqua o dove ce n'è troppo poca. E non sono poi tantissime. Allora una di queste, per esempio, qui vedete qui Frassino, Viole, che è qua con noi. Ovviamente in questi ambienti allagati, voi capite che le piante, le radici vanno in un ambiente anossico, senza ossigeno, perché è tutto saturo d'acqua. E quindi ci sono alcune piante, come i salici, che sono in grado di buttare fuori le radici sopra l'acqua, eccetera. Cioè, piante che sono specializzate, adesso non vi annoio su questo, a vivere in ambienti un po' difficili. Oppure questo calamuntano nero, che invece è una specie molto interessante, che vive sugli ambienti fertili, sortumosi, bagnati ma non completamente inzuppati. E anche questi amenti. Anche il pioppo, diciamo, i pioppi sono piante di questo tipo. O salice bianco, qui alle Fontane di Novare ci sono delle belle formazioni, belle piante veramente, nella zona della confluenza di Novare, che è quella pianta che è quella più argentata che potete vedere. E ovviamente il Frassino maggiore è un'altra pianta legata, però poi ci sono altre piante dove, diciamo, c'è meno umidità, intanto altre specie normali dei nostri posti, può essere l'acero, può essere il frassino, può essere il tiglio, può essere anche il carpine. E poi c'è l'ambiente del greto, di cui vi dicevo, qui lo vediamo proprio lì alle Fontane di Novare, dove si alternano situazioni diverse, grandi lenti ghiaiose, vedete, l'acqua ovviamente, ma anche situazioni come questa. La dinamica del fiume si coglie particolarmente nel greto ghiaioso, perché basta che il fiume passi da un'altra parte e quelle ghiaie là vengono immediatamente colonizzate, prima da erbe, poi da salici. Ci sono queste specie qua, che sono salici diversi, sono specie straordinarie queste, perché figuratevi sul greto del fiume, cioè quando c'è l'acqua devono resistere alla forza della corrente, e dopo quando l'acqua va via diventano aride, battute dal sole, eccetera. Queste piante sono specializzate proprio per vivere in questi contesti. Ecco, vedete, c'è queste situazioni a mosaico che poi mutano continuamente nel tempo a seconda di dove si sposta. Allora, una cosa che ha condizionato moltissimo tutta la vita, diciamo, del fiume e delle Fontane di Novare in particolare, sono stati gli sparamenti idroelettrici. Gli sparamenti idroelettrici anni 50-60 hanno completamente cambiato le dinamiche del fiume. Perché cosa fanno gli sparamenti idroelettrici? In parte derivano l'acqua verso altri bacini idrografici, no? Pensate il sistema Piave che poi va sul lago Santa Croce, poi scende, oppure non so, a Feltre che dopo bypassa, diciamo, e va nel consorzio Bonizia. Ma al di là di questo, i bacini idroelettrici non fermano le piene grosse, che quelle passano sempre, intanto capita, no? Quando sono forti alluvioni, vediamo Piave grande. Fermano le piene piccole. Le piene piccole le fermano tutto perché riempiono gli vasi. Le piene piccole erano quelle che tenevano il fiume sgombero dalla vegetazione, come nelle immagini del cima che avete visto all'inizio. L'alternarsi frequente di quelle piene piccole e quindi il divagare continuo del fiume consente questa cosa non succede più, e quindi le dinamiche sono molto rallentate, oltre ad altri effetti sulla falda che daremo dopo. Quindi ambiente naturale sì, ma condizionato in vari modi dall'operato dell'uomo. Probabilmente numero 4, le Fontane di Novare sono un ambiente molto vario, ricco di habitat diversi. Vado veloce. La fauna. Ovviamente anche la fauna è particolare.
ho accennato al fatto che le piante vivono in questo contesto, sono più specie, sono adattate. Gli animali succede grosso modo la stessa cosa, troviamo animali, la volpe, il capriolo, come lo troviamo qui, lo troviamo anche là, poi ci sono una serie di altri animali legati alle zone umide. E sono importanti perché le zone umide, diciamo un po' in tutta Europa, ma direi in tutto il mondo, sono in forte regressione. Le libellule, qua vedete alcune specie che Giuseppe De Marchi ha provato, e qui Giuseppe tra l'altro ha provato di Le Fontane Nogarè, ma ce ne sono anche altri, se non interessato. Lui è uno specialista, io non proprio, oppure anche tutta un'opera di farfalle, quindi una rassegna di Sandra Rossa, adesso io non ve l'elenco, però per dire, diciamo, che c'è una varietà anche nel mondo della fauna invertebrata ricco, solo parzialmente investigato, e comunque diciamo che ha il suo valore naturalistico, ma che va al di là del valore naturalistico. Importanti sono i pesci. Pesci ce n'è diverse specie, però la più importante è quella che vedete, che è la trota marmorata. La trota marmorata è un endemismo, cioè vuol dire è una specie che vive solo, diciamo, nel bacino padano, istriano, e questa sarebbe veramente la specie originaria dei nostri fiumi. Questa specie, su cui c'è un importante progetto adesso in corso, e sfrutta il piave, ma sfrutta anche le risorgive. Perché sfrutta le risorgive? Quando il fiume è in forte piena, questi animali, se ci sono risorgive, tendono un po' ad andare sulle risorgive per proteggere. Poi sulle risorgive, se sono idonee, si riproducono anche, vengono allevati gli avamoti, eccetera. Quindi il fatto di avere un fiume che non è incanalato, ma che ha vari rami laterali, che ha queste zone, diciamo, di risorgiva ai lati, assume un'importanza molto rilevante per quasi tutta la comunità ittica, però per la trota marmorata in particolare, ma qui diciamo in sala c'è gente anche su questo che ne sa più di me. Poi anfibi e rettili ovviamente legati alle zone umide lì, qui ho portato solo qualche specie, però ce n'è molte di più, e anche qui ovviamente ho bisogno dell'acqua per riprodursi gli anfibi, e i rettili, vedete, quella a sinistra è la biscia d'acqua che troviamo anche lontano dall'acqua, ma quella a destra, che è una matrice tassellata, è specializzata proprio stare nel fiume dell'acqua, mangia soprattutto piccoli pesci o piccoli anfibi o girini. Quindi è una specie. Poi quella a sinistra si chiama rana agile, la rana verde, la rana di montagna. La rana di montagna, che non è proprio comunissimo trovarla a basse quote, però i fiumi, diciamo, questo succede anche per le piante, portano a valle gli animali e le piante di alta quota. Perché come la rana montana, che starebbe più in alto, troviamo le Fontane Nogarè, così accade per moltissime piante di cui non vi parlo. Le piante tipiche dei ghiaioni le troviamo sul greco, perché vengono fluitate dal piave o dagli affluenti, diciamo, e solo questo, diciamo, si chiama fenomeno di alpinismo, piante che scendono, che è molto interessante. E vediamo gli uccelli, che sono un po' la componente forse più studiata. Le specie sono molte, e qui ne ho portate solo alcune. Il tuffetto, che è un piccolo spasso, diciamo, si chiama tuffetto perché si usa in continuazione. Il germano reale, che è l'anatide che lì si riproduce. Una volta, ricordo benissimo, c'erano delle icone, le anatre hanno questo comportamento. Verso agosto c'è un piccolo periodo in cui loro perdono il piumaggio e non sono capaci di volare, e quindi devono ritirarsi in luoghi molto, molto riparati, molto, molto protetti, molto nascosti, dove poter compiere questa muta velocemente. Perché, ecco, lì alle Fontane di Nogarè c'era proprio uno stagno verso Nogarè, adesso non c'è più, dove decine di germani reali stavano lì in questa fase delicatissima e molto esposta ai predatori. Poi un'altra specie è il merlo acquaiolo, un uccello palombaro. Questo si vede soprattutto d'inverno, che caccia invertebrati sotto l'acqua. Se voi andate sul ponte, posto dove si vede meglio, forse il ponte di Borgo Praico, d'inverno, vedete proprio la sott'acqua, col becco gira i sassi e poi mangia le larve dei tricotteri e dei teferoti che trovano. C'è lo straordinario. La ballerina gialla, che è un altro uccello legato all'acqua.
La lenticola, che è un negrone piuttosto raro, che però c'è alle fontane di Nogare, non nidifica, però anche questo, diciamo, negli ambienti più remoti, più nascosti, più boscati, si trova un po' difficile da vedere, specie se c'è qualcuno che abita, vedo Maurizio, vicino alle fontane di Nogare, quando dice in sua villa, di notte può capitare di sentirlo, perché mentre vola fa un verso piuttosto greve, ecco, e la lenticola si può sentire cantare se non la si vede. Questa è una specie, si chiama porciglione, adesso non voglio tirare troppo lunga, ma adesso vi dico che si chiama porciglione, che anche questa voi non la vedrete mai perché sono specie che sono proprio difficili da vedere, però anche questo, soprattutto come svernante, sfrutta la zona delle fontane di Nogare, e quindi se non si può vedere si può sentire. Non sto guardando il WhatsApp che abbiamo mandato, sto cercando sul verso, non ve lo ricordate. Non ce lo fa. Non è fatto di questo. Un po', diciamo, quello che facete da dove lo si fa. Poi vediamo anche degli altri raggi. Questa è una new entry, diciamo, uno svergo maggiore, che non c'era fino a molti anni fa, un'anatra nordica che da un po' di anni nidifica, non nidifica le fontane di Nogare, però lungo il fiume si può vedere soprattutto d'inverno. Questa specie ha la caratteristica nidifica, era nel nord Europa, nidifica su fori molto molto alti, e poi i piccoli sono molto leggeri e si buttano dall'alto e cadono. Loro sono abituati alla tundra, quindi ai cuscini di muschi, di soffici, eccetera. Qua magari trovano un po' più duro, ecco, però comunque nidifica e si trova anche questo alla fontana di Nogare. Questo è quello del buzzetto, poi c'è il pescatore che è un po' l'emblema, diciamo, un po' di questi ambienti, che non è comunissimo, non è facilissimo da vedere, però c'è. Questa è una specie che si chiama Piro stretto, qui si entra nel novero, diciamo, degli animali migratori, ma dopo ne parliamo, la gallinella d'acqua che nidifica, e questa è una specie simbolo, che è una specie simbolo anche del nostro gruppo Piave, di cui farò parlare dopo. È un piccolo trampoliere che ha il colore della ghiaia. Adesso qui è messo a fuoco lui, però se voi siete sul greto voi non lo vedete fino a quando lui non comincia a volare a muovere. Non fa un nido, depone le uova direttamente sulla ghiaia, ma la cosa più interessante che mi piace, diciamo, sottolineare, credo che possa rimanere impressa, è che questo animale qua arriva da noi in aprile, però vedete l'area blu, lì è dove sta l'inverno. Cioè, praticamente i corrieri piccoli italiani stanno qua. Quindi gli animali che arrivano qui da noi in aprile hanno passato l'inverno, è un uccellino a casa così. Questo ci racconta un po' del fascino, diciamo, di questi luoghi. Questa è una gazzetta che è un airone, questo che caccia, l'airone cenerino, un po' più comune. Questa è una marzaiola perché si vede in marzo, che questa migra, diciamo, ho fatto solo dei piccoli esempi, e queste l'ho tratte dal libro, che sono animali invisibili, qui Adriano De Fabio, che è uno degli autori, diciamo, del libretto che abbiamo fatto, un grande fotografo del Voltolino, che è una specie rarissima, sono riuscito a vedere anch'io, proprio lì alle fontane di Nogare, o addirittura questa che si chiama schiribilla, che è un'altra cosa rarissima proprio, però diciamo, cioè quando si va nella natura, ecco, se uno ha capacità, perseveranza e spirito di osservazione, riesce a cogliere dei particolari, a vedere delle cose che magari altri non riescono. E questa invece è la sterna comune, o rondine di mare. Questa ha nidificato alla fontana di Nogare nell'86, dopo non so se ha più nidificato, stava presente nella parte più bassa verso Santa Giustina. Però anche questa, che arriva qui da noi d'estate,
volevo farvi vedere dove va a svernare, anche questa, vedete? Cioè, lei sverna sulle coste dell'Africa. Questa è una cacciapesci. Ecco. Quindi, qui c'è nel nostro libretto c'è un elenco di specie, qui risparmio di uccelli, ma siccome la cosa che abbiamo un po' approfondito di più, alle frontiere dell'est ci sono 134 specie di uccelli, quindi veramente tante. Solo un ambiente che ha queste caratteristiche, varietà di ecosistemi al suo interno, interessato dalla migrazione. Poi alle fontane di Nogarelli d'inverno arrivano uccelli che stanno in montagna, come il fringuello alpino, come il corvo imperiale, come il sordone, scendono. Poi ci sono uccelli della pianura che salgono. Cioè è un mix, diciamo, che rende questo ambiente dal punto di vista ornitologico molto molto ricettivo. Avevo promesso un'ora che mi vado un po' veloce. Promemoria numero 5. La varietà di uccelli legata a quanto accade anche in altre parti del mondo. Questa è un'altra cosa che dobbiamo mettere in testa. Cioè, noi, voglio dire, possiamo fare quello che vogliamo qui per tutelare l'ambiente, però le cose sono connesse. Io ho portato l'esempio del Corriere dell'Esterno, avrei potuto portare tantissimi esempi. Questi sono esemplificativi, no? Per dire cosa? Che se da giù loro passano un brutto inverno, qui noi non li abbiamo più. Adesso c'è un problema, per esempio, sempre legato agli uccelli di deserto che si amplia un pochino, no? Un pochino si amplia. Però gli uccelli migratori transahariani, e anche il rubi rosso che avete fuori di casa in questi giorni, loro sono pensati, cioè sono adattati per superare il deserto, lo superano bene anche il mare, però hanno una performance del volo che è tarata su quella esigenza. La loro capacità di adattarsi a delle modifiche repentine è troppo lenta, per cui cosa sta succedendo? Questo lo sta spiegando molto bene, soprattutto in Nord Europa. Questi uccelli, soprattutto i migratori transahariani, arrivano da noi più stressati, più stanchi, perché hanno dovuto superare delle barriere più grandi, centinaia di chilometri di più magari. E quindi poi le performance riproduttive sono meno performanti, e quindi questo si ripercuote sul lasso riproduttivo, eccetera. Questo per dire cosa? Quello che noi qui possiamo governare nel nostro ambiente qui, però dobbiamo avere un pensiero a quello che succede da tutte le parti del mondo, se no siamo un po'... Comunque, a proposito di cose che stanno succedendo, questa, diciamo, è la grande novità, è la lontra. Allora, la lontra è arrivata. Qua siamo un gruppetto di persone che nel 2022 hanno scoperto che la lontra è arrivata in provincia di Belluno. Questa è una cosa molto interessante, perché accanto a tante notizie negative ne portiamo anche qualcuna di positiva. La lontra è scomparsa per mille motivi, che non sto a dirvi, però di fatto adesso è tornata. Ecco, qua la vedete, insomma, insieme ad altri mustelli che sono presenti in zona. Questa è la distribuzione attuale della lontra in provincia di Belluno. C'è questi pallini qua, quindi, e queste invece sono le zone che abbiamo investigato. Questa era la presenza storica della lontra. Quindi noi siamo riusciti a determinare la presenza della lontra in tutti. Tra l'altro, quest'inverno, qua, diciamo, un gruppetto, diciamo, di persone che amano prendere freddo sul fiume, andano oltre, molti sono presenti. E qui voi vedete, questi qua si chiamano sprani, sono degli escrementi, che però sono diagnostici per la lontra, perché la lontra, siccome mangia pesce, quindi fa un escremento ricco di dische, di pezzi duri, allora vi avvolge in un gel. Questo gel però è profumato, per cui queste sprani, a differenza di quello che sono i rigurgiti di un airone o gli escrementi di un bisone americano, eccetera, profumano. E quindi noi andando in giro cerchiamo, potrebbe aver messo un trappolo, eccetera, tutto quanto, però voi vedete questo posto qua, penso che lo riconosciate, no? Qua sono a Borgo Piave, no? Questo è un sito di marcatura della lontra. Quindi noi abbiamo la lontra, poi l'abbiamo trovata anche appena a Monte delle Fontane di Novarè, con Iole. Quindi la lontra frequenta questo ambiente. È una cosa molto rilevante.
Allora, sulla memoria numero 6, il sistema fluviale può contare su una richiesta faunistica d'eccezione. Fattori di pressione. Qui diciamo cercherò di essere sintetico, anche se solo questo potrebbe portare via molto tempo. Chi avrà voglia di leggere il libretto che abbiamo fatto nel 1988 vedrà che già allora noi aumentavamo un degrado rispetto a situazioni antecedenti legate a molti motivi. Oggi i fattori di pressione esistono ancora. Allora, il più rilevante che c'è stato è stato l'inquinamento, che è ancora in atto. Veramente è una cosa che ha impattato fortissimamente sulle fontane minerarie. Questa, il solito bollino rosso, qui vedete, questo qua è il Rio Fusiglie, il bacino del Rio Fusiglie, quindi voi vedete che va sostanzialmente dove va a intercettare le acque. Questa è una cosa che io ho visto personalmente, io il primo anno, sono nel 1968 per fontane minerarie, e ho visto il Rio Fusiglie cosa negli anni ha portato giù. Se voi andate oggi alla confluenza del Rio Fusiglie, vedete una situazione di degrado vegetazionale. Oggi forse in quelle situazioni qualcosa è migliorato, però non tantissimo. L'altra cosa è, sostanzialmente, sembrerà incredibile, ma a Novarè, sotto Novarè c'è una vasca IMOF che raccoglie le fognature di una grandissima parte dei quartieri Badeni, che sostanzialmente non funziona. Questo lo denunciavamo nel 1988. Sostanzialmente la fognatura viene una fognatura mista, bianca e nere, quando piove molto praticamente lei passa la vasca IMOF completamente, va sulle fontane di Novarè, per cui tutto quel pezzo lì ormai non è completamente compromesso. Oggi lo vediamo compromesso certamente, perché il carico di sostanze azottate e di fosforo eccetera che c'è nel terreno, nei fanghi, è tale per cui non si riesce più, diciamo, a risanare questi problemi. Quelle che erano uno sviluppo di chilometri di acque smeraldine, perché le ricordo benissimo, oggi non c'è più. Adesso c'è un progetto che dovrebbero, credo che vada in appalto, e dovrebbero finalmente sistemare questa cosa. E quindi, diciamo, si può sperare che le cose migliorino. Diciamo, gli ambienti fluviali rispetto ad altri tipi di ecosistemi hanno questo vantaggio, che si riescono anche a rinnovare. Spesso entra nel fiume, toglie tutto, ma togliendo tutto azzera la situazione ecologica, porta via i fanghi, porta via tutto, torna alla ghiaia e da lì si rinasce. Quindi sugli ambienti fluviali di questo tipo ci sono sempre margini per migliorare, questo dobbiamo averlo ben presente. Di fatto queste che vedete sono proprio una cloaca, non vive più niente in queste situazioni. Poi le specie alloctone invasive, la robinia è una di queste, vabbè, insomma, ormai è anche acclimatata. Il problema sono tutta una serie di altre specie che io adesso non mi sto a elencare, soprattutto erbacee, che invadono, diciamo, un po' ambienti che dovrebbero essere di specie nostre. E questo è un problema rilevante, che è legato anche questo in parte all'eutrofizzazione. L'abbandono dello sfalcio dei prati del territorio, i prati che ci sono, diciamo, che erano molto ricchi di biodiversità floristica, una volta erano curati da contadini, non so se erano contadini da trattare, però garantivano una qualità che oggi non c'è più. E poi l'avanzamento del bosco nelle scarpate fluviali. Tutta la scarpata fluviale, a partire dal Salvezzo di Capo di giù, una volta forse era segata, qui non c'era il bosco, e su quei prati lì si concentrava una flora molto particolare, tipica di ambienti aridi, una flora illirica si dice, cioè che ha la reale gravitazione orientale, friulano, ma anche più a est, ecco, che poi con lo sviluppo del bosco, diciamo, è venuta meno. Tutti quei valori che c'erano sulle scarpate, che erano valori importanti, non ci sono più. Infine, il pascolo ovicaprino, infine anche questo. Ormai voi sapete che nella transumanza i pastori non possono passare da una parte, passano sui fiumi. Allora, passano sui fiumi può anche essere. Il problema qual è? È quando stanno nel fiume nello stesso posto, magari un mese e mezzo. Allora lì veramente i danni sono notevoli da tutti i punti di vista. Ecco. Poi
e poi l'innallettamento delle risorsive. Questa è una foto mi è arrivata da un amico, io non sono uscito in questi giorni, questo è il laghetto di quelle belle foto di questi giorni. Allora, la falda che alimenta le risorsive è legata alla falda del fiume. Allora, spesso lavori che vengono fatti nel fiume possono compromettere la falda. Rispetto a molti anni fa, già sono ridotte moltissimo le risorsive, però quest'estate, questa primavera particolarmente schistosa, sta generando delle situazioni davvero preoccupanti. Come sono qui una foto di questo che è il libro di Piero Rossi, vi ricordate? Questo è lo stesso posto. Qui c'era un'acqua, mi ricordo anch'io, profonda 3 metri e mezzo, assolutamente cristallina, e questo è quello che c'è oggi. Tra l'altro qui c'è una lenticchia d'acqua, una lenticchia d'acqua, quando si vede giù tra un po' si riempie lenticchia d'acqua, che magari fosse la lenticchia d'acqua nostra, è una lenticchiera d'acqua di origine canadese. Quindi questo impoverimento dell'acqua è una cosa, diciamo, molto preoccupante. Promemoria numero 7 minacce numerose e pressanti che hanno comportato modifiche del biotopo. Interventi di valorizzazione di cura. Sono stati tanti, non è che non ci sia stata attenzione sulle fontane di Novarese. Le prime cose, qui c'è il dottor Daron che era, diciamo, responsabile dell'ufficio tecnico della comunità montana, lui aveva fatto diverse cose di sentieristica, le prime ancora, no? Per cercare di valorizzare, di portare attenzione, di rendere anche fruibile questo luogo. Quindi non è che non sia state fatte cose da quel punto di vista. Adesso è stato fatto questo recente intervento realizzato da Veneto Agricoltura, su iniziativa del comune, che sicuramente è un intervento che aiuta, diciamo, anche a prendere coscienza anche dei valori del luogo. Importante però è anche parallelamente quello che è stato fatto a livello di pianificazione. Era negli primi anni 90, si stava facendo il piano regolatore di Belluno, io sono stato coinvolto, diciamo, per occuparmi della parte dell'ambiente extraurbano, e vi ricordo, ho proposto al professor Dolcetta una serie di aree naturalistiche da tutelare come biotopi, che poi sono entrate nel piano regolatore, che ci sono tuttora. Quindi vedete in giallo, adesso non ve le leggo, la più grande è proprio le fontane di Novarese. Poi da là, diciamo, il sito è entrato nella rete Natura 2000, che è una rete di aree protette a livello europeo, no? E qui ZSC vuol dire zone di conservazione speciale, qui è sbagliato, zone di conservazione speciale delle fontane di Novarese, che ha questo limite che vedete e che è grosso modo quello che si riprende dall'inizio. E qui c'è una cartografia degli habitat, sono state delle indagini, e questa cosa, diciamo, è sotto l'attenzione della regione. Promemoria numero 8, l'importanza delle azioni di valorizzazione. Vado a chiudere, questi sono i 9 promemoria, non vi rileggo, che non voglio essere pedante, e voglio solo parlare noi abbiamo formato un gruppo naturalistico, siamo un gruppo naturalistico Piave, molti siamo qua, siamo un gruppo di persone, non è un'associazione, non è niente, diciamo, una cosa quasi metafisica, però sono persone che hanno a cuore il Piave, noi sul Piave da Longarone al confine dopo di Cefalù. Stiamo facendo diverse attività, diverse indagini, quello che si vorrebbe è acquisire elementi conoscitivi utili per poi, diciamo, poter fare progetti che siano più consapevoli di quelli che sono i valori. Quindi il gruppo è aperto a tutti, anche a chi ne sa poco, ecco, e quindi sappiamo un po' di più di una cosa, meno dell'altra, quindi diciamo c'è la possibilità di partecipare e niente, perché crediamo insomma, che questo ambiente sia un valore davvero grande che noi abbiamo. Si parla molto del tagliamento come uno degli ultimi fiumi conservati d'Europa, però il Piave in alcuni tratti, diciamo, certamente, diciamo, dico che ha dei valori di tagliamento, però sono rari i fiumi che nel loro complesso hanno un interesse come quello del nostro Piave. Allora io vi ringrazio per l'attenzione e se ci sono domande.
Io volevo ringraziare Michele per questa lezione magistralis, credo che sia stata perché comunque è un territorio sempre delle funzioni di Nogaret che sta a cuore a tutti noi che abitiamo qui nel quartiere, in uno spazio aperto per andare a camminare, a correre, in bicicletta. E io volevo dire solo su una cosa. Quando hai parlato degli scarichi nel fiume, nelle fontane di Nogaret, io insieme appunto al comitato avevo fatto anche una segnalazione sul sito, se avete trovato sul sito le fotografie degli scarichi che buttano direttamente sul sentiero del Piave, il sentiero che accosta il Piave, e direttamente nelle fontane di Nogaret. Adesso mi dici addirittura che fin dal 1988 se ne era a conoscenza. Io credo che questa sia abbastanza grave come cosa.